Al via i microprestiti verso le imprese garantiti al 100% dallo Stato e quelli alle grandi imprese in attesa di decollare, anche loro con una garanzia minore. L'Unione Europea ha dato infatti ieri il via libera allo nuovo schema di garanzie tramite il Fondo per le piccole e medie imprese, il Medio Credito Centrale e la SACE e sta per diventare operativa la macchina messa in moto per salvare le imprese e per assicurare alle aziende e alle partite IVA quella liquidità necessaria a fronteggiare la crisi dovuta al Covid-19. Questa è la fase 2, dopo quella della sospensione delle rate dei mutui da marzo a settembre. Sentiamo in merito il dottor Pietro Marchetta, commercialista. Anzitutto, con l'articolo 56 del decreto legge 18 del 17 marzo si è prevista una sospensione per le imprese delle rate canoni di mutui o prestiti. Dopo questa prima fase che ha sospeso le rate, qual è stata l'intenzione normativa? È quella di immettere, dare liquidità alle imprese. Per dare liquidità alle imprese, però non l'ha date sotto forma di contributi alle imprese, ma ha messo in essere un sistema di garanzie in cui lo Stato dà delle garanzie agli istituti di credito che poi devono prestare le somme alle imprese, somme utili per ripristinare il capitale circolante che serve per poter far fronte al pagamento degli stipendi, a far fronte al pagamento dei debiti verso fornitori e così via. Oltre al sistema di garanzie previsto appunto dall'articolo 1, vi è l'articolo 13 che invece si rivolge alla, diciamo, maggior parte delle imprese, quindi al piccolo imprenditore, perché prevede che per prestiti sino a 25.000 euro vi è una garanzia automatica senza istruttoria. Per quanto riguarda invece per i prestiti da 25.000 euro sino ad 800.000 euro vi è pure una certa anche flessibilità nella valutazione. Ma il parametro è sempre quello, cioè si fa riferimento al 25% del fatturato o al doppio praticamente del costo del personale conseguito. Ma qui sono sorte già le prime problematiche, perché come dicevo in introduzione non si tratta di somme liquide, ma si tratta di garanzie. Bisogna vedere come il sistema bancario poi accompagnerà l'imprenditore, perché il sistema bancario può anche non finanziare l'imprenditore pur con la garanzia, perché o anche può avere anche un proprio plafond, diciamo, di disposizione, di disponibilità liquide per poter far fronte alle imprese. Tant'è che oggi l'ex ministro Giulio Tremonti ha praticamente effettuato un'intervista in cui mette in dubbio appunto la validità del decreto liquidità. Forse lo Stato, secondo me, aspetta la vicenda delle Eurobond o MES, perché lì il punto essenziale, perché se si emettono chiaramente degli Eurobond vi è una nuova liquidità aggiuntiva che andrebbe allo Stato. Se invece si intende appunto far fronte all'emergenza Covid-19 col MES, allora lì la situazione, a mio modesto parere, diventa più difficoltosa.